Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, l'ultima anticipazione della distopia che ci attende tutti se il vecchio continente non smetterà di dimorare in una bolla ideologica alternativa alla realtà arriva da Amsterdam, l'ultra progressista, l'ultra radical, l'ultra hipster e alla page Amsterdam, che ci sforna la seguente notizia. Dal 1° maggio negli spazi pubblici comunali non si possono più esporre pubblicità che promuovano il consumo di carne o di combustibili fossili. No, per quanto riguarda la carne non ci si riferisce alle signorine, ragazze, donne che legittimamente si autodeterminano svolgendo una professione che è perfettamente legale ad Amsterdam e che continueranno a esporsi nelle famosissime vetrine. No, ci si riferisce alla carne proprio come alimento, diciamo qualunque cibo sia di provenienza animale, e i combustibili fossili ovviamente scomodano un mondo. La benzina, le autovetture, i voli aerei, le crociere, tutto quello che nel mondo reale, non nella bolla, richiede come premessa per esistere il fatto che sì, esistano i combustibili fossili. È la prima capitale europea in cui è entrato in vigore un divieto del genere, quindi i progressisti che la governano sono molto fieri perché hanno promosso un regolamento che punisce prodotti che non si allineano agli obiettivi della città in tema di tutela ambientale e di salute pubblica. Quando io sento salute pubblica non posso non pensare al comitato di salute pubblica giacobino, e un brivido non può non corrermi lungo la schiena. In ogni caso il Consiglio Comunale aveva già approvato a gennaio la proposta di divieto avanzata dai Verdi e dal Partito per gli Animali. Per quest'anno il divieto sarà applicato in maniera più leggera, mentre dall'anno prossimo entrerà in vigore pienamente, cioè ti danno un anno di tempo se operi nel settore della carne o in qualche modo riconoscibile ai combustibili fossili per portare i libri della tua azienda in tribunale fondamentalmente. Il signor Anke Backer, capogruppo del Partito per gli Animali, dice che la rimozione degli stimoli visuali contribuirà a ridurre gli acquisti impulsivi e trasmetterà il messaggio secondo cui la carne e i viaggi che consumano molti combustibili fossili non fanno più parte di uno stile di vita a cui ambire. No, scusate, però qui bisogna, come dire, aggrapparsi a un linguaggio filosofico, metafisico. Ma che cazzo gliene frega un consigliere comunale dello stile di vita a cui io voglio ambire? Non è missione dell'autorità pubblica determinare il mio stile di vita, è missione tutelare i miei diritti, garantire che vengano rispettate le libertà, amministrare in modo virtuoso la cosa pubblica, le strade, le infrastrutture, costruire politiche di sviluppo, non determinare lo stile di vita dei suoi cittadini, a meno che Amsterdam e le capitali europee non abbiano preso come modello la Mosca degli anni 80 di Brezhnev. Tra l'altro questo divieto, a confermare l'ottica parasovietica, rientra in un piano più ampio della città per ridurre la sua impronta ambientale e tutelare la salute e il benessere dei suoi cittadini. Lascia stare il mio benessere, che pensi mi, si direbbe a Milano, lascia stare, occupati di presidiare le mie libertà. E invece l'amministrazione di Amsterdam si è posta come obiettivo politico, amministrativo, messo nero su bianco, che i suoi cittadini assumano il 60% del loro consumo di proteine tramite fonti vegetali entro il 2030. Capite la follia costruttivista per cui io determino che in 4 anni cambio le abitudini alimentari dei miei cittadini e di raggiungere la fantomatica neutralità carbonica
entro il 2050, mentre peraltro, come fa notare oggi Fabio Dragoni in un consigliatissimo pezzo su Libero, la Cina continua a aprire centrali a carbone a go-go, gli Stati Uniti continuano a perseguire la via dell'autonomia energetica e l'Europa, gran parte di essa, o delle sue capitali importanti, si suicidano stabilendo di raggiungere la neutralità carbonica e di far assumere solo proteine vegetali ai suoi cittadini. Guardate che non è una cosa che aleggia solo ad Amsterdam, cioè in Italia i consigli comunali di Firenze e Genova, di due stelline, no, del centrosinistra, le sindache Funaro e Salis, hanno recentemente approvato 2 mozioni che chiedono all'amministrazione di prendere in considerazione proprio provvedimenti simili. Non è ancora stato approvato un divieto vero e proprio, ma l'andazzo culturale è quello, la follia costruttivista è quella, lo scollamento dalla realtà è quella. E scusate, chi vi parla pensa ancora di avere il diritto di mangiare tutta la quantità di carne che ritiene e di muoversi su automobili, prendere aerei, nel caso se lo possa permettere, fare crociere, vivere anche appoggiandosi a servizi che si partano dai combustibili fossili e che non sia obiettivo di nessun sindaco, di nessun presidente, di nessun amministratore, di nessun capo, di nessun soviet stabilire quante proteine devo assumere e in che forma. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.